Strade, autostrade, ferrovie, dighe e reti di distribuzione idrica ammontano a oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, che saranno anticipati dalla Regione Siciliana per finanziare opere infrastrutturali immediatamente cantierabili in Sicilia. Lo stanziamento comprende anche 311 milioni di risorse per il settore idrico ottenuti dal governo regionale grazie a un grande lavoro di progettazione e di coordinamento con gli enti locali. Questo quanto illustrato dal presidente Musumeci, dall'assessore regionale Falcone e dall'assessore Baglieri nel corso di un incontro con la stampa. Siamo attrezzati per arrivare puntuali a questo appuntamento che vede arrivare in Sicilia già da subito 1 miliardo e 213 milioni. Sono destinati ad interventi infrastrutturali sulle strade, autostrade, sulle ferrovie e sull'idrico. Ecco, il tema acqua finalmente torna centrale nella politica della Regione per un'assenza di oltre 20 anni. Guardiamo avanti con fiducia, i cantieri potranno essere aperti, attraverso il CAS lavoreremo per riqualificare le autostrade di nostra competenza, le altre sono dello Stato. Guardiamo avanti con ottimismo e credo che il peggio sia già passato. Queste sono la prima tranche di alcune somme che speriamo anche di incrementare con le altre fonti di finanziamento, per esempio nel PNRR. Per quanto ci riguarda, queste rappresentano un bel risultato che fa riferimento sia alle dighe, e quindi chiaramente sono degli interventi di titolarità della Regione Siciliana, altre fanno riferimento alle ATI e quindi fanno riferimento a degli interventi a livello comunale oppure di sovrambito, come nel caso di Gela. Finalmente l'autostrada del sud-est è una realtà. Non soltanto aver inaugurato il primo tratto autostradale che da Rosolini arriva a Ispica, ma in questi giorni faremo un ulteriore sopralluogo per capire appunto lo sviluppo dell'autostrada che da Ispica arriva a Modica. Vi accorgerete che già i primi 5,5 km sono stati tutti realizzati. Ci accorgeremo che entro fine anno potremo aprire anche i 12 km e in più iniziare a mandare in gara anche l'ulteriore appunto tratta autostradale che da Modica arriverà a Scicli. Nel frattempo, così come ha promesso il presidente Musumeci, iniziamo la progettazione perché da Gela si arrivi a ritroso verso Comiso, verso Vittoria, per arrivare sino a Ragusa. Sono questi gli impegni che il governo della regione sta assumendo, sono questi gli impegni che porteremo a casa.